Un giardino inserito tra quelli più belli d'Italia. È quello storico di Villa La Babina, qui a Sasso Morelli, sede direzionale del gruppo CLAI. Una giornata evento particolare in cui si parla di economia circolare nell'agroalimentare, un convegno voluto dalla stessa CLAI in collaborazione con l'Associazione Dottori in Scienze Agrarie degli Alimenti ed Ambientali di Bologna. Si parla di produzioni animali, di vitivinicoltura, ma anche esperienze nelle erbe officinali. Ma noi vogliamo cominciare proprio da qui, da questo giardino, da queste piante, da questi alberi, da questi roseti. Il parco di Villa La Babina è un'isola immersa nel verde che però è punteggiata anche di colori e profumi attraverso appunto una rivisitazione che è stata continua nel tempo. Sì, sì, perché quando è stata acquistata Villa La Babina era solo verde. Verde comunque è un colore importante. Era verde verticale perché c'erano molti alberi e verde orizzontale perché c'erano solo dei grandi prati. Mancavano gli elementi intermedi, quindi gli arbusti che sono quelli al nostro livello che ci accompagnano, e mancava il sottobosco che è quello che ci permette di leggere lo spazio. E quindi man mano abbiamo inserito i diversi elementi, prima gli arbusti per accompagnare i percorsi, delle pennellate di colore mai troppo forti per non dar fastidio, e poi man mano abbiamo cominciato a lavorare anche nel sottobosco, inserendo anche delle collezioni tra cui le ortensie, le peonie, i viburni. Stiamo iniziando con i viburni, tutte piante da ombra perché qui l'ombra, per fortuna, perché così si sta molto bene, è dominante. Per esempio questo spazio che è davanti al luogo dove bisogna studiare, lavorare, i colori sono stati scelti con questa attenzione. Il giallo è un colore che aiuta la mente a lavorare, aiuta l'intelligenza, non tanto invece il fisico, ma non è quello che serve dovendo studiare e lavorare. Questo giallo si diventa poi rosaceo con le bacche, quindi comunque un colore tranquillo, riposante, così come l'azzurro delle siringhe che ci sono dietro. Quindi anche in questo punto specifico i colori sono stati scelti in funzione dell'uso che si doveva fare. Come all'entrata, poco più in là, vedrete le rose, la rosa con un fucsia molto forte che indica l'entrata, come vi dicevo prima, accompagna verso l'entrata alla villa che è dall'altra parte. Se andiamo a vedere ve ne rendete conto. Quindi questo ritmo di differenziazione tra le piante ci permette di soffermarci a guardare, mentre le pennellate più lunghe ci dicono andiamo oltre, che più in là ci sarà qualcos'altro. Questa è una rosa, la rosa dei grandi giardini italiani, che è stata introdotta, se non sbaglio, 3 anni fa. È pochissimo, quando è stata, siamo stati i primi a piantare. esatto, quando è stata selezionata è stata subito messa in questo parterre. Nell'Unione Europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. Promuovere la transizione verso un'economia circolare in alternativa all'attuale modello economico lineare fa parte del Green Deal europeo, in linea con la proposta per la nuova strategia industriale. Raggiungere un'economia a zero emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale, libera dalle sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050. Riciclo e obiettivi vincolanti per il 2030 sull'uso e l'impronta ecologica dei materiali. Ma che cos'è esattamente l'economia circolare? Quali sono i motivi e i vantaggi che può presentare, ad esempio, nei confronti dell'agricoltore, visto che stiamo parlando del settore agroalimentare? L'economia circolare è un concetto che circola da più di 50 anni ed è sostanzialmente un concetto che ci dice che tutto quello che lavoriamo, che utilizziamo e che usiamo per produrre ha un valore, e un valore che deve essere mantenuto, aumentato e preservato. E quindi lo sforzo che si deve fare è progettare dei sistemi il più possibile integrati sia all'interno delle unità
unità produttive, sia fra le unità produttive stesse, per fare sì che tutto ciò che entra nel sistema, materiali, energia, lavoro e attività, si trasformi in qualcosa che vale, non solo i prodotti principali ma anche i cosiddetti sottoprodotti, ed evitare che si generi del rifiuto. È un traguardo a cui dobbiamo tendere per poter rendere le nostre attività, il nostro mondo più sostenibile. Per far questo chiaramente ci vuole un contributo delle istituzioni, ma principalmente ci vuole un'acquisizione di consapevolezza sia da parte dei cittadini, sia da parte delle imprese, delle attività produttive, che possono fare uno sforzo per riprogettare le loro attività, individuare le cause di spreco e fare in modo che qualunque cosa entri ed esca dal sistema possa essere utilizzato al meglio e mantenga il suo valore. Dunque l'economia circolare è un modello di produzione e di consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo, e così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo, generando ulteriore valore. Si è visto all'interno di questo incontro come questo possa essere applicato in tantissime filiere, a cominciare da quella legata alle produzioni animali, ed è stato lo stesso dottor Carlo Negroni a parlare dell'impianto di biogas di Clai. Roberto Conti per Caviro ha raccontato l'esperienza allargata nel mondo della vitivinicoltura. Enrico Dall'Oglio, agrobioenergie, e l'esperienza particolarissima nelle erbe officinali, un nuovo tipo di coltivazione, ma soprattutto il riutilizzo, anche in questo caso, degli scarti. Marco Civitareale del gruppo Biolchim, attraverso l'esperienza attuata nei fertilizzanti, ha ricordato anche una particolare realtà legata all'utilizzo delle alghe. Infine l'esperienza di CVBO. Nicodemo Spatari ha raccontato come si è arrivati a questo recupero del cibo attraverso le cucine popolari di Bologna. Ecco, tra l'altro molta di questa economia circolare riguarda proprio il mondo agroalimentare, a partire dal mondo agricolo. Anche la nuova PAC lo prevede, quella insomma dal 2023 negli anni a venire, eppure pare che l'agricoltore non sia ancora così consapevole. Chiaramente questo è un qualcosa che richiede tempo, richiede adattamento, richiede anche la necessità di apprendere sia le tecnologie sia i metodi, capire che ci possono essere dei modelli di azienda, dei modelli di business alternativi che possono essere altrettanto produttivi e profittevoli di quelli che conosciamo, che sono in grado poi di portare alle imprese che offrono servizi e soluzioni le tecnologie idonee a risolvere dei problemi concreti. Sono stati anche calcolati i vantaggi dell'economia circolare a tutto tondo e naturalmente a livello globale: la riduzione della pressione sull'ambiente, più sicurezza circa la disponibilità di materie prime, l'aumento della competitività, l'impulso all'innovazione e alla crescita economica. Si stima un aumento del PIL dello 0,5%. Infine, incremento dell'occupazione. A livello di Unione Europea, grazie all'economia circolare, potrebbero esserci entro il 2030 oltre 700.000 nuovi posti di lavoro. Una giornata che infine si è conclusa con la consegna di una targa di riconoscimento per meriti professionali al dottor Paolo Rossini da parte dell'Associazione Dottori in Scienze Agrarie e degli Alimenti ed Ambientali di Bologna, rappresentata da Ilaria Enrica Bruzzi.
A questo punto noi abbiamo concluso, però in tema di economia circolare, che dire, noi non lasceremo alcun rifiuto rispetto a questa tavola che ci è stata allestita dal Mondo CLAI. Termina qui la nostra puntata, vedete in sovrimpressione tutti i nostri riferimenti, dove rivederci, dove comunicare con noi. In ogni caso noi saremo sempre qui presenti con voi tra una settimana esatta. In collaborazione con